Nell'ex base missilistica di Conetta, dove sono ospitati 1200 migranti, è in costruzione l'11° capannone della struttura, un ampliamento che smentisce le promesse di svuotamento, la rabbia del paese. Banca Veneta in situazione critica per liquidità delle imprese legate all'ex Popolari, l'allarme del presidente degli industriali veneti Matteo Zoppas, non possiamo permetterci un'altra stretta sul credito. Grave incidente domestico sull'altopiano di Asiago, 78enne vicentina in vacanza, avvolta dalle fiamme mentre stava cucinando, viva per miracolo ma gravissima. Infortunio sul lavoro a Maserata, operaio urta con il muletto un macchinario che lo travolge, l'uomo ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Giro di vita dei sindaci contro il degrado, a Padova Sergio Giordani annuncia una stretta sull'accattonaggio, a Mestre Luigi Brugnaro anticipa l'orario di chiusura di 4 market. Ha guidato tranquillamente per oltre 40 anni senza aver mai conseguito la patente, 60enne scoperto dalla polizia locale, l'incredibile vicenda a Conegliano. Nuova vita per 27 scimmie nate e vissute nei laboratori di ricerca che sono state liberate dall'Istituto Zooprofilattico di Legnaro. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben trovati, questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che avete visto e sentito dai titoli si apre tornando a parlare della emergenza, della gestione emergenziale dei migranti, dei profughi, tornando con i nostri riflettori su quello che è il simbolo di questa difficile situazione, cioè l'ex base missilistica di Conetta, dove ci sono 1200 migranti e dove si sta lavorando per la costruzione dell'11° capannone all'interno della struttura, insomma un ampliamento che va in controtendenza rispetto a quello che era la promessa di un svuotamento del lab. Allora sentiamo il servizio. Doveva essere chiusa, invece sarà ampliata. Ancora una volta le promesse del governo sulla base di Conetta si sono rivelate un puro spreco di fiato. Gli operai sono al lavoro per montare un nuovo capannone, l'11°, all'interno della struttura che attualmente ospita circa 1200 richiedenti asilo. E sono proprio i migranti i primi a protestare contro i nuovi arrivi nella base. Anche i profughi sono accorti delle incapacità di risolvere i problemi di questo governo e si stanno meravigliando di come continuano ad arrivare delle persone, dopodiché era stato promesso che questa base doveva essere chiusa in tempi piuttosto brevi. Secondo il sindaco Alberto Panfilio, gli investimenti nella base ammontano finora a circa 700.000 euro. Altro che chiusura, sbotta, poi i cittadini vengono da me a chiedere risposte che non posso dare. Sono esasperati, sono psicologicamente depressi e distrutti e non possono credere a quello che stanno vedendo, e cioè che tutti si sono girati dall'altra parte. Nei giorni scorsi, segnalano inoltre i sindacati di polizia, all'interno della base era scattato anche un allarme meningite, poi rivelatosi infondato. Il giovane è risultato avere una malattia molto simile ma per fortuna non infettiva. Stavolta è andata bene, commenta Mauro Armelao dell'UGL, ma queste condizioni non sono più accettabili. Ogni paese decide con un'azione governativa qual è l'obiettivo. Partiamo dall'obiettivo che la classe dirigente che governa questo paese vuole avere e su quell'obiettivo si devono creare le strategie. Questa è una strategia che porta all'obiettivo? No, punto. Altro tema che resta caldissimo, quello delle ex Popolari venete. Ieri abbiamo visto il blitz degli azionisti alla sede della BPV di Vedelago. Intanto dagli industriali del Veneto l'allarme sulla situazione critica per la liquidità delle imprese. Sentiamo. È una situazione in cui la criticità stava crollando in modo pesante e si era dentro un vicolo senza uscita. Per fortuna è arrivata questa soluzione della banca intesa, che non voglio entrare assolutamente in merito al fatto che sia buona o cattiva, sicuramente era l'unica, quindi per definizione buona, l'unica che si prospettava, e adesso noi quello che ci auspichiamo e che chiediamo a ampio fiato a banca intesa è che si mantenga la vicinanza alla territorialità che noi avevamo anche prima. Così da Treviso il presidente di Confindustria Veneto sulle banche venete, i suoi timori in merito alla situazione critica per la liquidità delle imprese. La sovrapposizione del credito è uno dei nostri grandi timori. Si diceva che ci sono alcune aziende che sono strette dalla crisi, alcune si stanno riprendendo, alcune sono ancora strette dalla crisi, e che se su quelle dovesse pesare un restringimento della linea di credito naturalmente non ci sarebbero soluzioni. È chiaro che noi abbiamo N imprenditori, abbiamo
un'asticella che tiene sopra o sotto gli imprenditori. Se noi abbassiamo quell'asticella ammazziamo gli imprenditori che ci stanno sotto, quindi questa è la realtà. La pagina della cronaca e partiamo dal gravissimo incidente domestico avvenuto sull'altopiano di Asiago, una 78enne vicentina in vacanza che era ai fornelli, una fiammata improvvisa, la donna è ricoverata in gravissime condizioni. È bastato un attimo, pochi istanti, e una fiammata improvvisa sprigionatasi dai fornelli ha investito una 78enne pensionata residente nel Vicentino che ieri mattina si trovava sull'altopiano di Asiago in località Cesuna di Roana, dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza assieme alla badante. Le urla dell'anziana investita dalle fiamme hanno immediatamente attirato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i soccorsi. Trasportata in elicottero all'ospedale di Verona, è stata ricoverata nel reparto grandi ostionati e le sue condizioni appaiono particolarmente gravi. A proposito di incendi, un notte di superlavoro per i vigili del fuoco nel Veneziano, da Marghera a Spinea. Ci racconta tutto in diretta telefonica per noi Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno allo studio e ai telespettatori. Vigili del fuoco al lavoro per 2 incendi avvenuti in abitazione tra Spinea e Marghera a distanza di poche ore uno dall'altro. Verso le 23 di mercoledì sera 3 squadre, una del distaccamento di Mirano, le altre invece di Mestre, sono intervenute in via della Repubblica a Spinea per arginare un incendio divampato all'interno di un garage. La scintilla fatale sarebbe scaturita da un condizionatore, ma la preoccupazione principale si è concentrata sulle 2 auto e le moto all'interno del garage. Gli operatori sono riusciti a salvare i veicoli e quindi a minimizzare i danni, nonostante le conseguenze derivanti soprattutto dal fumo. Il secondo intervento invece questa mattina intorno alle 7 in via Pasini a Marghera. Si tratta di un alloggio popolare. I vigili del fuoco sono giunti con più squadre in corrispondenza del civico 103, dove i residenti della zona hanno lanciato l'allarme. Il fumo era molto denso. Il rogo è stato spento velocemente, ma lo stabile è stato posto sotto sequestro per stabilire le cause dell'incendio. Nessuna persona comunque è rimasta ferita. Le verifiche sono tuttora in corso. Da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso andiamo nel Trevigiano, sempre con la cronaca, un infortunio grave, il secondo dopo quello avvenuto 2 giorni fa alla Berco di Castelfranco. Stavolta siamo a Maserada, dove l'operaio di una ditta, mentre stava manovrando un muletto, a quanto si è capito dalla prima dinamica, erano le 8:20 di questa mattina, ha urtato un macchinario che gli è crollato addosso. Non lo ha schiacciato fortunatamente, ma lo ha travolto. Dunque è stato soccorso dalla SUE 118, sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. È stato portato in pronto soccorso all'ospedale Cafoncello in condizioni gravi. Fortunatamente non sembra in pericolo di vita. Ovviamente sul posto anche i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica di quanto accaduto stamane a Maserada. 6 km di coda in A4 a causa di un incidente avvenuto alle 10:20 fra Villesse e Palmanova, coinvolti 2 mezzi pesanti e 2 vetture, una delle quali si è rovesciata fuori dalla carreggiata autostradale, quindi personale di autovia, ambulanze e soccorsi meccanici sul posto. Attualmente sono in fase di conclusiva le operazioni di rimozione del secondo mezzo. Ovviamente c'è stato un contraccolpo al traffico nella direzione di Venezia, e raffica di incidenti in poche ore anche a Treviso e Belluno. Nelle ultime ore diversi feriti e disagi alla circolazione, soprattutto stamane a Mogliano sul Terraglio. Raffica di incidenti tra Treviso e Belluno, diversi feriti, anche gravi. Questa mattina alle 8:30 lungo il Terraglio a Mogliano Veneto, l'ultimo in ordine di tempo, con un SUV che ha tamponato questo furgone Daily che ha avuto la peggio insieme al suo automobilista, ricoverato d'urgenza in ospedale, e con il furgoncino rovesciatosi su un lato dentro un burrone. Sono dovute intervenire 3 squadre dei vigili del fuoco da Treviso e da Mestre, autogru compresa, per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Nella notte al prosinistro a Belluno, dove un automobilista è uscito di strada andandosi a schiantare contro un albero lungo la statale 50 in via Caduti 14 settembre, intersezione con via Safforze. Il conducente, rimasto incastrato nell'abitacolo ancora all'interno, è stato liberato dal personale dei vigili del fuoco e ricoverato in ospedale. Infine a Montebelluna, ancora nel Trevigiano, nella serata di ieri verso le 19:30, 5 le persone rimaste ferite lungo la Feltrina all'altezza del distributore Galoil in seguito ad un tamponamento, tutte portate in ospedale per le cure del caso, presenti sul posto i carabinieri per i rilievi.
Padre e marito violento che per anni ha vessato moglie e figlia picchiandole anche selvaggiamente con continue e violenti minacce di morte. Ieri il processo nei confronti del padre padrone 54enne di Vedelago. Violento, volgare, sempre pronto a minacciare e umiliare la moglie e la figlia ventenne con problemi di disabilità, entrambi tenute per anni sotto scacco con continue e violente minacce di morte. Passo tutto il tempo a pensare come ammazzarti e poi farò rotolare la tua testa su un torrente, diceva loro. Questo è il profilo del 54enne di Vedelago, nei cui confronti ieri si è aperto il processo che lo vede alla sbarra con l'accusa di maltrattamenti ai familiari. Le due vittime, la moglie e la figlia, dal 2015 a marzo scorso hanno vissuto giorni e notti di vero inferno, con le minacce, strattonamenti, schiaffoni, spinte e botte, tante botte, e dopo tanta violenza, con ogni probabilità, proprio i maltrattamenti fatti subire alla figlia hanno indotto la madre a sporgere denuncia. Moglie e marito, dopo 2 anni di vessazioni continue, sono anche arrivati alla causa in sede civile per la separazione chiesta dalla donna in via giudiziale proprio sulla base dei maltrattamenti subiti. Ieri, all'apertura del dibattimento, le 2 donne si sono costituite singolarmente come parti civili contro quel marito e quel padre che accusano di essersi trasformato in un aguzzino e che ora è stato allontanato dalla casa familiare. Allora parliamo di sindaci in lotta contro il degrado cittadino. Partiamo da Padova, dove il primo cittadino Sergio Giordani annuncia una stretta sulla questione dell'accattonaggio. Allora in diretta per noi c'è da Padova Guido Barbato. Guido. Buongiorno dal municipio di Padova. Sarebbero già decine le segnalazioni arrivate in municipio nelle scorse ore: parcheggiatori abusivi, mendicanti insistenti e lavavetri ritornati in auge, questi ultimi in particolare alla Stanga, posizionati subito dopo la grande doppia rotatoria all'altezza dei semafori per il centro Dotto e per Ponte di Brenta. Il sindaco Giordani ha dato disposizione al comandante reggente dei vigili Lorenzo Fontolan di incrementare i controlli e di allontanare le persone che non danno tranquillità ai padovani e che arrivano in città da turista o per lavoro. Le attività saranno svolte da agenti in moto, in bicicletta e anche con l'aiuto dei cani addestrati. Niente a che fare con eccessi propagandistici, ha precisato il primo cittadino. Non mi interessano. I vigili dovranno essere sì determinati, ma al tempo stesso scrupolosi nel rispettare le leggi. Vogliamo agire per restituire alla città quella dimensione di vivibilità, accoglienza e tranquillità, oltre che naturalmente di sicurezza, che le è consona. Da Palazzo Moroni è tutto, lì nello studio. Sempre da Padova intanto, prima di parlare dell'azione invece di Mestre sul degrado, notizia di poco fa, una conferenza stampa con la richiesta, l'interrogazione parlamentare del gruppo Lega Nord al Senato sugli scontri di Padova. Lo sappiamo, gli scontri che hanno portato centri sociali e la presenza dei centri sociali contro la polizia, contro la manifestazione di Forza Nuova sullo Ius Soli. Ebbene, di quella notte di guerriglia, da quel momento, insomma, le polemiche sono rimaste sempre molto forti. Da Bitonci e gli altri esponenti della Lega chiedono le dimissioni di Daniela Ruffini e il DASPO per i 2 consiglieri che hanno partecipato alla manifestazione. Questa è l'interrogazione parlamentare al Senato del gruppo Lega Nord sugli scontri di Padova. Torniamo a parlare di lotta al degrado. Dicevamo a Padova Giordani che annuncia la stretta sugli accattoni e a Mestre Luigi Brugnaro che con un'ordinanza fa chiudere in anticipo 4 market sospetti. Giù le saracinesche dopo le 18. Il sindaco Brugnaro ha firmato un'ordinanza che impone a 4 negozi mestrini di via Trento la chiusura anticipata. Questo per motivi di sicurezza, anche dopo le numerose proteste di residenti e comitati cittadini. Si tratta dell'Asian African Market, il Market Kossova, il Mai Tagliasasse e la Sonali Alimentari. L'ordinanza, che ha avuto il via libera della prefettura, sarà in vigore fino al 7 gennaio 2018. Diverse le segnalazioni di Polizia di Stato e Polizia Locale, si legge in una nota di Cafarsetti, che hanno rilevato come i 4 negozi, specie nel tardo pomeriggio e di sera, diventassero di fatto pubblici esercizi in cui gli avventori, dopo aver acquistato alcolici, le consumavano all'esterno. Con l'aumentare dell'alcol gli evitavano anche scene di degrado e liti, oltre che lo spaccio. La decisione del sindaco è stata resa possibile dal decreto Minniti sulla sicurezza urbana. Quest'ordinanza, ha commentato Brugnaro, vuole essere un segno tangibile di come l'amministrazione comunale sia attenta alle segnalazioni
segnalazioni dei cittadini. L'azione intrapresa, grazie a questo nuovo strumento legislativo, continua, è un ulteriore intervento per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nella zona di Via Piave e nei dintorni della stazione. A proposito di sicurezza, in questo caso stradale, di rispetto delle regole, può sembrare incredibile che una persona possa guidare per oltre 40 anni senza aver mai conseguito la patente. Evidentemente nulla è impossibile, perché un 60enne di Conegliano è stato trovato pizzicato dai vigili urbani mentre guidava, e hanno scoperto che non aveva la patente da 40 anni. Per oltre 40 anni ha sempre guidato senza patente e ai controlli forniva sempre le generalità di persone che gli assomigliavano. 62enne trevigiano l'ha sempre fatta franca, fino a ieri sera, quando si è imbattuto nella polizia locale di Conegliano. Una pattuglia l'ha fermato mentre era alla guida della sua auto in via Madonna. Alla richiesta dei vigili di mostrargli i documenti, patente e libretto, in prima battuta ha detto di non possederli, quindi, come sempre, ha fornito false generalità. Dalla centrale i vigili sono riusciti ad avere una foto della persona che il 62enne sosteneva di essere, un uomo che gli somigliava molto e che risultava possedere la patente di guida. Peccato che uno degli agenti avesse frequentato più corsi di riconoscimento facciale. La versione dell'uomo non l'ha convinta e per questo il conducente dell'auto è stato portato in comando per ulteriori verifiche, dove si è visto costretto a mostrare la vera carta d'identità. Tra le diverse denunce a suo carico anche quella per aver fornito false generalità. Torniamo a Venezia adesso, perché resta sempre caldo il fronte tra i dipendenti comunali e Ca' Farsetti, e proprio in queste ore c'è un vertice con sul piatto ancora una volta il difficile rapporto tra le due parti, un vertice che sta seguendo per noi Tommaso Stoppa. Tommaso, allora ci colleghiamo con te, come sta andando? Sì, è in corso in questi minuti l'incontro tra i sindacati dei dipendenti di Ca' Farsetti e i capigruppo del Consiglio Comunale, oltre alla Presidente Linda Damiano. Questo incontro è stato chiesto dai sindacati perché in Consiglio Comunale si sta per affrontare la discussione sull'assestamento che muove delle risorse considerevoli, e quindi i lavoratori sperano che si riaprano alcune partite che li riguardano. L'incontro è a porte chiuse, per cui non sappiamo dirvi in questo momento come stia andando. Sappiamo però che i sindacati si sono presentati con 3 ordini del giorno e hanno chiesto ai consiglieri di portarli in Consiglio Comunale. Il primo di questi ordini del giorno riguarda la riapertura della trattativa sul contratto decentrato, che, come ricorderete, dopo un referendum tra i lavoratori che ha bocciato il contratto firmato dal sindaco con la CISL, dovrà essere ridiscusso. Il secondo riguarda i precari. Ci sono un centinaio di persone che sono rimaste a casa a dicembre dietro promessa dell'amministrazione di fare concorsi per assumerne almeno una parte, ma di questi concorsi non si è più riparlato fino ad ora. Il terzo ordine del giorno presentato dai sindacati riguarda la riorganizzazione dei servizi e i presunti disservizi, appunto, che i lavoratori stanno denunciando da mesi. Tra pochi minuti dovrebbe terminare questo incontro, non sappiamo se riusciremo a darvene conto nel corso di questo telegiornale, ma eventuali ulteriori aggiornamenti verranno dati nelle prossime edizioni. Grazie a Tommaso Stoppa, buon lavoro. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torneremo a parlare della guerra al centro commerciale a 2 Carrare, ma anche di una liberazione di oltre quasi 30 scimmie. Rieccoci in studio, in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare della guerra, la battaglia contro il nuovo centro commerciale a 2 Carrare, a 2 passi dal Castello del Cataio, una battaglia nella quale scende in campo adesso anche Vittorio Sgarbi. Un centro commerciale di 32.000 metri quadri in prossimità del Cataio. Il Cataio, il nome evoca un Oriente misterioso, evoca Ludovico Riostro, evoca la famiglia Estense. Anche il critico Vittorio Sgarbi va all'attacco del centro commerciale di 2 Carrare. In un video pubblicato su Facebook definisce il Castello del Cataio un paradiso della cultura e critica la scelta dell'amministrazione di non essersi schierata apertamente contro il progetto. Esci dall'autostrada, superi un ponte e davanti il paradiso, il Cataio. E tu quel Cataio lo vuoi rovinare con un centro commerciale. Come ribadito dalle associazioni di categoria, anche Sgarbi è convinto che saranno pesanti le conseguenze negative sui piccoli commercianti. Ridurre le povere botteghe, i
esercizi commerciali, tutti quelli che hanno attività fra Moncelice e Abano, a nulla, quindi tutti falliti, perché tutte le attività saranno in questo centro commerciale. E infatti Sgarbi critica il sindaco per non aver aiutato a sufficienza le piccole attività commerciali. E invece di aiutare, sostenere questo meraviglioso Cervellin che ha pensato di utilizzare il suo denaro per comprare quella villa e restaurarla, tu gli fai il centro commerciale! Il critico racconta di aver interessato della vicenda il ministro della cultura Franceschini e di aver messo in contatto il governatore Zaia con il proprietario del castello Sergio Cervellin. Il sindaco Davide Moro ai nostri microfoni si era detto pronto a prendere posizione a patto di essere supportato dagli altri sindaci del territorio. Se tutte le forze, gli onorevoli, le forze di categoria eccetera mi danno un metodo indolore per l'amministrazione, oppure ragazzi dobbiamo trovare tutti i rimedi possibili per arginare l'impatto di quest'opera. E Sgarbi conclude con un appello. Caro sindaco di Luis Carrare, rifletti, 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 perché rischierai di essere ricordato come perfino peggio della Raggi. Salviamo il Cataio! Questo l'appello per il Cataio, salvati invece intanto da Legnaro 27 scimmie che erano nate e vissute nei laboratori di ricerca per essere sottoposte a degli esperimenti che sono state liberate dall'Istituto Zooprofilattico di Legnaro. 27 scimmie destinate alla sperimentazione sono state liberate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che ha la sede regionale e i laboratori di ricerca a Legnaro, e finalmente questi macachi potranno condurre una vita migliore. Seguendo l'esempio dell'Università di Modena, che ha liberato pochi mesi fa i 16 macachi che vediamo nelle immagini e che sono stati trasferiti in un centro di recupero per animali selvatici in provincia di Grosseto, anche da Legnaro sono partiti 27 macachi destinati allo stesso centro, vissuti sempre in gabbia sotto i riflettori e sottoposti a esperimenti e analisi di tutti i tipi. Per loro ora la vita sarà completamente diversa. Alcuni filoni di ricerca, come quelli legati ai cosiddetti xenotrapianti, non erano più attivi e quindi queste scimmie erano in sostanza inutili per l'istituto. È stato così un atto etico e di umanità decidere di liberarli, loro che erano destinati agli esperimenti legati ai trapianti di rene. Certo, c'è da pensare anche all'aspetto economico, perché mantenerli in questi centri costa, ma la LAV, la Lega Antivivisezione che gestisce il centro, raccoglie donazioni e offerte e assicura a questi animali una vecchiaia serena e molto più felice. Adesso la notizia sulla programmazione a partire da ore 13, fra pochissimi minuti. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Claudia De Marco, vicepresidente di Federconsumatori Treviso, e Nicoletta Bernardi, sempre di Federconsumatori Treviso, mentre questa sera alle 20:10 ospiti Hotel Bergamo, assessore a Jesolo, assessore alla sicurezza fra le varie deleghe, e Giuseppe Pat, presidente di Dolomiti Bus. E vi ricordo che se avete un problema, avete un disagio, ci volete segnalarcelo per cercare di risolverlo, potete farlo in 3 modi, come vedete in sovraimpressione, mandando una mail a redazione@antena3.it, chiamando la segreteria telefonica allo 0422 023 0898, oppure con un sms o un whatsapp al 351 175 5340, e noi con Lo Dico ad Antenna verremo da voi per cercare di tanto documentare il vostro disagio e poi chiederne spiegazione a chi di dovere per cercare di risolverlo. È davvero tutto per questa prima edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30. Anticiclone Caronte protagonista, con tanto sole ma anche con qualche disturbo sui settori alpini. Il clima invece sarà sempre più caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo sempre stabile e anche ampiamente soleggiato, come ci mostra la nostra grafica, salvo una maggiore e più diffusa parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra i 28 e i 34 gradi, valori minimi attesi tra i 17 e i 22 gradi circa. Andiamo ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Altra bella giornata di sole prevalente su tutta la regione, da evidenziare soltanto un po' di nubi alte e stratificate, ma saranno del tutto innocue. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra i 29 e i 32 gradi, valori minimi intorno ai 19-20 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige.
Nubi soprattutto pomeridiane sulle Alpi di confine, anche con locali rovesci e temporali. Tempo sempre stabile e soleggiato altrove. Temperature massime che risultano essere in lieve calo tra i 31 e i 32 gradi, minime sui 19 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Da Vittorino, panificio, caffetteria, paninoteca e pub, aperto dalle 4:30.